Ciao Putei. E non lo ve conta e sono tornato qua col mio orso. E allora, è storia di un cuo, si chiama Gobba, Sotta e col cuore storto. E ora, che c'era un re che faceva 4 passi e guardava la gente, e rondini, e case, e gli era anche contento. E ciò si passava una vecetta che andava per i fatti suoi, una vecetta proprio a modo, solo che era un po' sotto e un poco da una gamba era sotto, ed era anche un fiantin gobba, e in più aveva anche il collo storto. E re l'ha guardata e che ha detto: Gobba, sotta e col cuore storto. E si è scioppato a ridere in faccia. E quella vecetta era una fatta, ha fissato il re negli occhi e ha detto: ridi, che ne riparleremo manco ti. E il re si scoppia un'altra volta con un'altra risata. E vabbè, sto re che aveva 3 fioi, 3 bei tose, e l'indomani le cacciamai per andare a spasso tutti insieme. Ciò si che presentava a figlia più grande e aveva la gobba. E a gobba, dice il re, e come ti sei venuta? Ma, che dice la figlia, e la cameriera forse non ha magari fatto bene il letto e così stanotte mi è venuta fuori tutta sta roba. E il re ha cominciato a passeggiare su e sopra la saia e si sentiva nervoso. E così che ha fatto chiamare la seconda figlia e questa si è presentata con tutto il collo storto. Cos'è questa storia, che ha detto il re? Cosa c'entra il collo storto? E te sa che rispondo a seconda figlia. E la cameriera, pettinandomi, forse mi ha tirato un caveo e mi sono rimasta col collo storto. Questa, ha detto il re, vedendo la terza figlia che veniva avanti tutta sotta. E questa perché si sotta così adesso? Ero andato in giardino, che dice la terza figlia, e la cameriera mi ha tolto un fior di gelsomino e mi ha tirato. Insomma, mi è cascato su un piede e sono rimasta sotta. Ma chi sia sta cameriera che sia il re? Che venga qua subito, nella mia presenza. E così la chiamava la cameriera e avviene davanti al re, afferrata, cioè agacciappata e strascinata dai guardie, perché diceva di vergognarsi di farsi vedere, perché era roba, era sotta e col cuore storto. E era la vecetta del giorno prima, il re l'ha subito riconosciuta e gli ha fega una camicia di pecce sta qua. E la vecetta si è fatto piccola, la sua testa si è diventata così a punta come un ciodo. E che era un buso ma piccolo sul muro e la vecetta si è ficcata tutta dentro e si è passata da qualche parte e si è sparita, assando e ha solo che a roba, il collo storto e il piede sotto. Potei, piace? Alla prossima. Ciao.